Inizierà alle ore 8:45 la Padova Marathon 2017, partenza dallo stadio Euganeo. I podisti dovranno andare su Viale Nereo Rocco in direzione di Via Due Palazzi. La prima svolta perciò sarà a sinistra su Via Due Palazzi, relativamente più stretta rispetto a Viale Nereo Rocco. Da Via Due Palazzi si continuerà fino alla rotatoria che confluirà su Via Montà, dove si può trovare il primo punto di ristoro al chilometro 5. Successivamente col ponte sul canale Brentella si passerà sul comune di Rubano. Anche qui strada a due corsie. Il percorso continuerà fino al sottopasso ferroviario di via Giuseppe Mazzini. Da via Giuseppe Mazzini ci si porterà a Sarmeola di Rubano e a questo punto è prevista una svolta a destra su via della Provvidenza all'altezza del centro commerciale Le Brentelle. Subito dopo svolta verso sinistra in direzione della città di Selvazzano Dentro, frazione di Caselle, un tratto con varie isole del traffico, rotatoria e imbuto finale che convoglierà su via Pelosa. All'altezza della chiesa di Caselle poi svolta a sinistra in direzione di via Don Bosco e nuovamente svolta a sinistra alla rotatoria su via Fracastoro. Questo è il primo tratto che vi abbiamo presentato della Padova Marathon 2017. Domani continueremo la nostra visita. Vi ricordo inoltre l'appuntamento con Infotraffic per sapere tutte le ultime news del traffico, per come raggiungere le varie località interessate dalla maratona e lo stato delle strade per i maratoneti.